Frittole, estate, quasi 1500. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Questa era la scena che probabilmente si ripeteva quotidianamente qui, il centro del mercatino di Antignano, la via Antiniana per chi passava davanti ad Agnano. In questo luogo c'era il posto di controllo, la barriera doganale di Casa Puntellata, e qui rimane ancora l'iscrizione. Qui si paga per i regi censali. Ma era la barriera doganale di cosa? In realtà di un muro costruito nel 1825 che si chiamava il muro finanziere. Vediamo cos'era il muro finanziere. Tutte le dominazioni che si sono susseguite sul Regno di Napoli per prima cosa hanno rafforzato le barriere contro l'esterno, quindi le mura di difesa. A Napoli abbiamo mura greche, abbiamo mura romane, abbiamo mura bizantine, ducali, abbiamo mura angioine, aragonesi, ma l'ultimo muro in ordine di tempo è appunto il muro finanziere. A differenza dei muri precedenti, questo non aveva lo scopo di difendere Napoli da aggressioni esterne, questo aveva lo scopo di tutelare la città di Napoli dal contrabbando. Il muro finanziere partiva dal Ponte della Maddalena, disegnava un grande arco intorno a Napoli, passava all'esterno del Bosco di Capodimonte, arrivava su a Cappella Cangiani, scendeva per via Eammario, via Case Puntellate e attraverso via Cilea raggiungeva grosso modo, ecco, la zona di Posillipo e cingendo l'intera città di Napoli. In questo luogo ogni giorno si compilavano le bollettine doganali e bisognava pagare le tasse per consentire l'accesso delle merci in città. Ovviamente da un punto di vista fiscale però dobbiamo dire che il muro finanziere non ebbe un grandissimo esito. I napoletani avevano trovato 1000 modi per passare il muro in vari punti e i traffici illeciti continuarono in maniera quasi indisturbata. A noi rimane solo l'ultimo tentativo fatto dalla famiglia Borbone di provare a cingere una città che è sempre stata difficile da circoscrivere.